Buongiorno, buongiorno, sempre in diretta con Focus TG, tanta cronaca nera anche oggi. Vediamo un fatto che è accaduto a Belluno, dalle pagine del Gazzettino. Tenta di uccidere il marito a colpi di forbici in casa, lui è grave, lei viene arrestata e ha un malore. Ci collegheremo tra poco telefonicamente con la nostra corrispondente da Belluno, Tiziana Bolognani, e ci sarà un altro collegamento con Chiara Gaiani da Monselice, perché un ragazzo ha affrontato un compagno di classe con un coltello ed è stato subito fermato e denunciato. Tanto per restare in tema di accoltellamenti, c'è stato un litigio tra due fratelli a Dorgiano, dove un 41enne è stato arrestato per aver accoltellato proprio il congiunto. Vediamo. Una lite furiosa, poi accoltella il fratello. Siamo a Dorgiano, tra le campagne invernali del Basso Vicentino. Tutto si tinge di buio presto di questi tempi, ma la scintilla del dramma scocca a 00:30. Nasce un diverbio per futili motivi tra i due fratelli, uno di 41, l'altro di 44 anni. Gli animi si scaldano, la tensione tra i due sfocia in un'aggressione. Il più giovane impugna un coltello da cucina e colpisce il fratello alla mano destra, provocandogli una profonda ferita. Viene lanciato l'allarme, i carabinieri di Sossano, con il supporto della stazione di Campiglia dei Berici, intervengono e arrestano in flagranza di reato il 41enne, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, tentato omicidio e lesioni personali dolose aggravate dall'uso di un'arma. Accuse molto gravi per un fatto estremamente grave, sviluppato in un contesto familiare collocato ai margini della socialità e quindi anche difficilmente penetrabile da parte dell'ufficio sociale del comune di Orgiano, il quale in passato ha incontrato questa famiglia senza riuscire tuttavia a poter acquisire elementi che potessero far presagire quello che è accaduto. Manuel Dotto, sindaco di Orgiano, commenta incredulo quello che è accaduto. La vittima, il fratello più grande dell'aggressore, immediatamente soccorso e trasportato in ospedale al San Bortolo di Vicenza, fortunatamente non è in pericolo di vita e le sue condizioni non destano preoccupazione, mentre il fratello più giovane è stato portato in carcere al San Pio X di Vicenza. Ma quel che è accaduto per la comunità di Orgiano è un fulmine a ciel sereno. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. I servizi sociali di Orgiano sicuramente sono già attivi per riuscire appunto a inserirsi nuovamente in questo contesto e a penetrare necessariamente quella che è la capacità di questa famiglia di comprendere che quanto è accaduto non possa costituire un gesto normale. E a Padova una nuova aggressione in carcere ai danni di un agente di sicurezza. Il sindacato chiede più rigidità contro questi reati. Se la caverà con una prognosi di 6 giorni l'agente di polizia penitenziaria del carcere di Padova, aggredito mercoledì sera da un detenuto con fine pena lunghissimo. A darne notizia il sindacato di polizia penitenziaria sappe per voce del suo segretario Giovanni Vona. La dinamica dei fatti è relegata al senso di impunità che oramai regna negli istituti penitenziari veneti, dice Vona. Infatti i detenuti sanno benissimo che pur rendendosi recidivamente responsabili di fatti violenti nei confronti del personale di polizia in primis, nulla o quasi gli viene fatto. Invero, seppur denunciati presso la competente autorità giudiziaria con ipotesi di reato contro la persona e non solo, all'interno del circuito penitenziario, per quanto blanda è l'azione disciplinare, il messaggio che passa è quello di totale impunità. Servizio di Francesca Rattai. Adesso ci colleghiamo telefonicamente con Tiziana Bolognani per il fatto di sangue di Belluno, una donna che ha ferito il marito con le forbici ed è stata arrestata. Lui è grave in ospedale. Tiziana, allora che cosa è accaduto? Sì, direttore, intanto mi corre l'obbligo di rettificare quello che si sa ufficialmente, sì. Perché rispetto a quanto ho potuto accertare sia
la donna che l'uomo non hanno legami di parentela, non sono una coppia sposata, non sono nemmeno fidanzati, e che questo conflitto sembrerebbe derivare da una serie di lunghi contrasti legati a difficoltà personali che sono culminate per l'appunto in un violento alterco tra vicini di casa, e ora la polizia sta indagando sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica escalation. Che cosa è accaduto? Ieri mattina questa donna di 45 anni, al culmine di una lite con il suo vicino di casa, ha preso delle forbici e l'ha colpito, ferendolo per fortuna in modo non grave. L'episodio è accaduto in una frazione di Belluno, nella frazione di Sopracroda. L'allarme è stato lanciato attorno alle 10:30, quando una chiamata al 113 ha fatto arrivare 2 pattuglie della polizia e un'ambulanza. L'uomo è stato caricato sull'ambulanza, trasportato al pronto soccorso del San Martino, e risulta abbia una prognosi di 20 giorni. La donna invece, in stato confusionale, è stata portata in questura per essere interrogata, ma lì ha accusato un malore. Non appena le sue condizioni di salute si sono stabilizzate, il magistrato di turno ha disposto l'arresto della 45enne, l'accusa è di tentato omicidio. La donna è stata trasferita al carcere femminile della Giudecca a Venezia. La polizia ha svolto tutti gli accertamenti del caso nell'abitazione della donna, ha sequestrato le forbici usate per l'aggressione. Su questo grave episodio, che ha scosso evidentemente non solo la piccola frazione di Sopracroda ma anche la città che l'ha preso questa mattina, la magistratura ha imposto il silenzio assoluto sui fatti, e dunque questi sono gli unici scarni dettagli che vi posso riferire, oltre a quanto vi dicevo prima, cioè che contrariamente a quanto si era appreso nelle primissime ore dell'accaduto, i due non hanno legami di parentela, non sono marito e moglie, non sono fidanzati, e quindi questo conflitto, ripeto, potrebbe derivare o sarebbe derivato da una serie di contrasti legati a difficoltà personali. Ieri, nell'immediatezza, per la difesa della 45enne era stato nominato un legale d'ufficio, che è l'avvocato Massimo Montino, con il quale ho parlato questa mattina, e che mi ha detto di essere in attesa di ricevere un atto ufficiale, a meno che la donna non voglia nominare un suo legale di fiducia. Direttore. Grazie molte Tiziana Bolognani, anche per la precisazione, quindi non sono parenti, non è il marito, ma probabilmente un vicino di casa. Adesso andiamo al quartiere Pertini a Mestre, perché è scoppiata la rivolta contro l'occupazione abusiva delle case, addirittura ne è stata murata una in diretta. Anna Maria Parisi con l'operatore Sandro Ponchio. A te Anna Maria. Sì, buongiorno direttore, noi siamo proprio accanto, a fianco a una delle case occupate abusivamente, che ieri è stata liberata e, come vedi dalle immagini di Sandro Ponchio, è stata letteralmente murata. L'occupazione soltanto pochi giorni fa da parte di una donna mestrina col figlio minorenne di 17 anni e il suo compagno di origine nordafricana della Tunisia, che erano arrivati inizialmente in 3 e poi da 3 sono diventate oltre 10 persone, con altre 8 persone sempre di origine nordafricana, che, come vedi qui dietro di me con le immagini sempre di Sandro Ponchio, hanno portato mobili, lavandini, biciclette, suppellettili, quadri e tantissime altre cose che sono rimaste all'interno dell'appartamento, qui al civico 57 del condominio Carrer di via Pertini. Con me il presidente del quartiere Pertini, Giorgio Rocelli, che ci raccontava come qui nel quartiere oltre 4.500 le famiglie che ci abitano, con le 54 famiglie del condominio Carrer dove ci troviamo noi, temono ci sia la paura per il racket che si possa sviluppare attorno alle case
Ater e Insula ancora libere, non occupate. Ci racconta meglio, signor Rocelli? Sì, la paura è grande soprattutto perché un quartiere del genere ha molti anziani e soli, e quindi vedere occupazioni così violente, illegali, creano paure, creano sospetti. La prima cosa che hanno fatto è quella di telefonare alla polizia, eccetera. Non vedendo che si risolveva questo problema, abbiamo fatto una grande assemblea in cui la gente si è espressa e abbiamo riaffermato la nostra contrarietà a fatti del genere e abbiamo chiesto l'immediato sgombero degli occupanti, perché creano proprio un disagio, paura, illegalità in un quartiere così numeroso come il Pertini, che ha 4.500 persone. Ecco, disagio, paura e illegalità, però lei parla con questo tono molto acceso perché diceva che si sono dimostrati molto aggressivi questi occupanti nei confronti dei residenti. Sì, in effetti quando i residenti sono venuti fuori per vedere che cavolo stava succedendo, sentendo i rumori e spaccature di porte, eccetera, questi con aggressività hanno affrontato i residenti, con ghigno, e poi si sono spalleggiati con altri componenti non certo tranquilli. Ecco, erano tutti, diciamo, di origine nordafricana, le 10 persone con il compagno della donna che hanno occupato questa casa. Adesso questa famiglia è andata da qualche parte? Lei è a conoscenza di dove sia andata? Beh, questa è una famiglia ormai. Sì, questa è una famiglia conosciuta e anche la signora è conosciuta perché questa è la terza volta che occupa un appartamento. Viene da Zellarino, dove aveva occupato anche a Zellarino un altro appartamento. C'è da dire che sì, la famiglia è composta da 3 persone, però si fanno spalleggiare abbondantemente da altri soggetti non certo raccomandabili. Ecco, c'è da dire allora in conclusione, direttore, che vero è che se dal punto di vista legale l'occupazione oramai costituisce un reato, così dalle ultime disposizioni del governo, anche resta aperto il problema dei bandi ERP che sono bloccati dal 2022 qui nel comune di Venezia, e resta alta appunto proprio l'emergenza abitativa per tantissime famiglie. Quindi grazie a Giorgio Rocelli, la Grazie linea a voi. da Mestre torna a San Biagio, direttore. Grazie molte Anna Maria Parisi, con un filo di voce con questo maltempo, i nostri inviati sempre anche sotto la pioggia, la grandine, nelle alluvioni. Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio. Adesso andiamo a Monselice da Chiara Gaiani, perché c'è stata una lite tra 14enni davanti ad una scuola. Uno dei ragazzi ha estratto un coltello, è stato poi denunciato, è intervenuto il vicepresidente. Stiamo in diretta a Chiara Gaiani. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Come vedi ci ha accolto nel suo ufficio il sindaco del comune di Monselice, che ringraziamo, Giorgia Bedin. Questo fatto è accaduto mercoledì mattina nell'orario in cui i ragazzi entrano a scuola, proprio nel tragitto da dove si arriva con il pullman per arrivare all'istituto superiore Kennedy. Una lite tra 2 14enni, si tratta di 2 ragazzi di nazionalità nordafricana, sono 2 ragazzi italiani di seconda generazione. È finita con uno dei 2 che ha tirato fuori il coltellino, come tu dicevi, un fatto che è stato visto da un insegnante che stava per entrare a scuola, il vicepreside, un insegnante di religione, che ha fatto in modo che tutti i ragazzi potessero entrare all'interno della scuola in sicurezza, che anche questo litigio tra i 2 si disinnescasse e quindi insomma non vi fosse rischi per l'incolumità di nessuno dei 2, ma poi una volta arrivato a scuola ha deciso che cosa fare, confrontandosi con la dirigente e con altri colleghi
colleghi ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri che sono intervenuti. Si procede con una denuncia, un fatto molto grave di cui anche lei, sindaco, è stata subito informata. Sì, in effetti sono stata subito informata di quello che era successo appunto nel tragitto fra la fermata dell'autobus e l'ingresso della scuola, e ovviamente è un fatto che va condannato, e apprezzo anche molto la decisione della scuola appunto di sporgere denuncia, perché è necessario, è importante. Questi ragazzi devono avere insomma ovviamente la punizione che gli spetta, e sperando che insomma questa punizione arrivi e sia efficace anche a livello educativo, perché possano non ripetere più questi atti che sono veramente inammissibili. Ecco, purtroppo non è il primo episodio che accade a Monselice. Lei ci parlava, ci sono 3 gli istituti scolastici superiori nella città, lei ci parlava anche di qualche altro episodio e voi state cercando di metterci un po' freno con la polizia locale. Certo, assolutamente. Allora, non un episodio così grave ovviamente, però qualche spintone prima dell'ingresso a scuola insomma è già successo. Sono anche in quel caso intervenute comunque le forze dell'ordine e hanno messo in sicurezza tutti e anche insomma individuato i responsabili, questo è importante. Bisogna comunque rafforzare ovviamente con le nostre possibilità, perché noi abbiamo la polizia locale, abbiamo un certo numero di personale, ci sono i carabinieri che anche loro hanno un certo numero di personale, e quindi ci metteremo insomma a attenzionare di più magari queste zone sicuramente da oggi in poi. Ciò non vuol dire insomma che l'amministrazione non abbia fatto anche insieme alle forze dell'ordine dei progetti anche educativi sulla sicurezza nelle scuole, dove abbiamo appunto con il progetto Scuole Sicure investito molto, non solo a livello educativo con la formazione degli agenti all'interno della scuola, ma anche con l'installazione di telecamere di videosorveglianza agli ingressi delle scuole principali, che sono appunto il Liceo Cattaneo e l'Istituto Kennedy. Ecco, quindi insomma un lavoro in itinere. Direttore, se mi concedi, prima di restituirti la linea, vorrei intanto fare gli auguri di buon compleanno al sindaco che compie gli anni proprio oggi, e vi racconterei una dolcezza, perché Monselice è un po' città dell'amore. Eh sì, è città dell'amore. Monselice è San Valentino, lo festeggiamo da sempre, è una tradizione. Abbiamo le spoglie di San Valentino nella chiesa, nell'oratorio di San Giorgio, che è la 7ª chiesetta, quindi oggi se non pioveva saremmo stati tutti quanti lì, però c'è sempre sabato e domenica, quindi vi aspetto. Ecco, scusaci sindaco, scusaci direttore, ma insomma mi pareva anche giusto fare gli auguri al sindaco Giorgia Bedin. Come hai sentito, comunque questa situazione sarà monitorata. Io ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Cristian Roque Aiende e ti restituisco la linea. Grazie a Chiara Gaiani, auguri al sindaco, segno dell'Acquario per chi nasce il 14 di febbraio. Andiamo avanti con le truffe. Purtroppo non si fermano i tentativi di truffare gli anziani nella provincia di Padova. In questo caso c'è stato un arresto a Noventa Padovano. Si spacciava per maresciallo dei carabinieri per truffare gli anziani. A fermare i suoi intenti criminali ci hanno pensato i carabinieri, quelli veri, che hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne napoletano già noto alle forze dell'ordine per episodi di truffa. L'uomo martedì pomeriggio aveva contattato al telefono una 73enne di Noventa Padovana spacciandosi per un maresciallo. All'anziana aveva poi riferito che il marito aveva provocato un grave incidente stradale investendo 2 pedoni. Il finto carabiniere ha poi chiesto alla signora di preparare oltre 15.000 euro in contanti per risarcire il ferito in ospedale ed evitare il processo al marito. Soldi che la 73enne avrebbe dovuto consegnare ad un avvocato che stava per arrivare a casa sua. Per rendere la situazione ancora più drammatica, il truffatore faceva sentire alla donna una voce che urlava «Aiutami, ti prego, aiutami». La 73enne, agitata e presa dal panico, tenuta al telefono dal truffatore, aveva già iniziato a preparare il denaro che aveva in casa, arrivando a 11.000 euro. Una volta arrivato l'avvocato, la donna ha avuto un ripensamento, non ha aperto la porta e in quel momento, per sua fortuna, una pattuglia dei carabinieri impegnati in un controllo del territorio notavano il 55enne che controllava i campanelli dopo essere sceso da un taxi. Vedendo la scena, i militari sono intervenuti bloccandolo appena in tempo. La vittima ha raccontato l'accaduto e il truffatore è stato così arrestato. Processato per direttissima, è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Attenzione, attenzione, non chiamano a casa i carabinieri annunciando, comunicando un incidente, per cui se sentite carabinieri al telefono sono finti carabinieri, sono finti avvocati, sono finti agenti di polizia, per cui non abboccate. Perché sono sempre in agguato i truffatori. Vediamo l'arresto di un truffatore che colpiva in Veneto e poi tornava a Napoli.
In auto, pronto per prendere l'autostrada a Stanghella, aveva oltre 8.000 euro tra contanti e gioielli, il frutto di alcune truffe ad anziane messe a segno tra le province di Padova e Rovigo. Un napoletano è stato arrestato dai carabinieri di Este che avevano individuato la sua auto grigia del tutto simile a quella vista allontanarsi poche ore prima dall'abitazione di un'anziana a Solesino, donna che era stata truffata. I carabinieri nelle ore precedenti avevano ricevuto numerose telefonate di cittadini della zona di Este che dicevano di essere stati contattati da sedicenti carabinieri. L'ultima telefonata era stata fatta ad un'anziana di Solesino che aveva ricevuto poi la visita di un finto avvocato che le aveva appena portato via con l'inganno 8.000 euro con la scusa di pagare la cauzione al figlio coinvolto in un incidente. Quando i carabinieri hanno individuato l'auto del truffatore che stava per entrare nel casello autostradale, hanno fermato il mezzo e in auto l'uomo aveva oltre gli 8.000 euro appena sottratti, altri 600 euro e gioielli frutto di alcune truffe avvenute nel Rodigino. Il napoletano è stato quindi arrestato e la procura di Rovigo ha richiesto e ottenuto dal giudice la convalida del provvedimento e l'emissione della misura cautelare dell'obbligo di dimora a Napoli. Sgomento a San Giorgio delle Pertiche perché sarà rimesso in libertà tra pochi mesi l'uomo che uccise Federica Squarise, soprannominato come il Gordo. Non solo sarà liberato, ma ha già annunciato che si unirà a nozze con una donna del luogo. Vediamo. Squarise ripresa, il servizio. Il 30 giugno 2008 la tragedia. Federica Squarise, in vacanza in Spagna, fu uccisa da Víctor Díaz Silva, uruguaiano, detto il Gordo, che fu condannato a 17 anni e 9 mesi di prigione. Tra un anno, nel marzo del 2026, sarà un uomo libero. In pratica però si è già rifatto una vita grazie alle norme della legislazione iberica che gli hanno consentito di vivere stabilmente fuori dal carcere. Una notizia che riapre la ferita nella famiglia di San Giorgio delle Pertiche ancora provata dal dolore. L'avvocato Pardo all'epoca prese l'auto e viaggiò tutta la notte fino a Barcellona per seguire la prima fase delle indagini fino all'arresto del Gordo. Nessuna pena potrebbe mai restituire Federica ai suoi genitori, ai suoi cari, ai suoi fratelli e sorelle, eccetera. Quindi non andiamo a valutare l'entità della pena, ma gli effetti che la pena ha avuto su questa famiglia. E io posso testimoniare che è stata una pena distruggente. La notizia dell'ormai imminente riabilitazione dell'uomo che tolse la vita a Federica colpisce la comunità di San Giorgio delle Pertiche. Questa notizia ha scosso molte memorie di tanti cittadini che ricordano bene come se fosse successa ieri la vicenda di Federica. Una notizia come questa va in controtendenza in un momento in cui la ferita purtroppo è ancora aperta e fa fatica a rimmaginarsi. Da un punto di vista tecnico comunque l'Italia non è poi così diversa dalla Spagna. Perché anche qua in Italia, sebbene uno sia condannato all'ergastolo per esempio, dopo 20 anni può ottenere di essere ammesso al beneficio dell'istituto della semilibertà. Non ci possiamo meravigliare da un punto di vista tecnico che questo signore abbia avuto in 16 anni, 9 mesi, o saranno 17-18 anni di carcere che farà, che ha avuto la possibilità di riabilitarsi. Non possiamo incidere su questo punto di vista. Quello che resta, sempre ripeto, è il dolore di una famiglia che ha perso una figlia e di fronte a questo bisogna solo togliersi il cappello e pregare in santa pace. Il sindaco, coetaneo e amico di Federica, si fa portavoce dei suoi cittadini. Una vita di una giovane donna strappata così meritava un po' più di certezza della pena e soprattutto probabilmente una condanna un po' più severa. Ecco. Non è purtroppo nella legislazione del nostro Stato, quindi poco c'è da fare, però ecco, resta molta amarezza. Servizio di Federico Fusetti ed è giallo sulla notte di paura vissuta lungo l'autostrada 4, l'autogrill di Cessalto in direzione di Venezia. Prima gli spari, poi il furto di un'auto con il giovane proprietario terrorizzato. Non si esclude nessuna ipotesi, né la rapina impropria né il regolamento dei conti, né che si sia trattato appunto del furto di un'auto con cui poi questi banditi vanno a depredare le abitazioni in Veneto.
Prima hanno sparato 2 colpi in aria, poi travisati si sono impossessati della Golf bianca di un 35enne italiano che immediatamente ha lanciato l'allarme. Scene da Far West ancora avvolte nel mistero, quelle che si sono registrate nella notte tra martedì e mercoledì all'esterno dell'autogrill Calstorta Nord, tra le uscite di Cessalto e San Donà di Piave, direzione Venezia, pieno tratto maledetto della 4. Stando al racconto della vittima, i 2 banditi che si erano nascosti dietro ad alcuni tir posteggiati lo avrebbero raggiunto mentre stava salendo in macchina, intimidendolo con 2 colpi di pistola. Terrorizzato, il giovane uomo avrebbe lasciato loro la Golf, al cui interno c'erano cellulare, portafogli ed effetti personali. Sul posto la polizia stradale di San Donà, alla quale è poi subentrata per competenza la squadra mobile di Treviso. Si indaga a 360 gradi. Quella che di primo acchito sembra di fatto una rapina impropria potrebbe nascondere un regolamento di conti o comunque qualcosa di poco chiaro. Forse il 35enne, che non ha precedenti, era nel mirino della banda. Se a Calstorta Nord, dove è accaduto il fatto, la consegna è quella del silenzio, i dirimpettai di Calstorta Sud, l'area di servizio in direzione Trieste, sono stupiti. Questa è una novità per me. Diciamo che magari furti, furtarelli e così via, ma... Sì, ma quelli sono sempre all'ordine del giorno e la gente che si ferma lo sa. E quindi la polizia è già sul pezzo e quindi viaggia e viene sempre a controllare. L'area è sorvegliata, abbiamo anche la polizia che abitualmente ci fa visite, diciamo così, nel senso di controllo, per quello è abbastanza tranquilla la cosa, ecco. Quindi insomma questo fatto non è la norma, diciamo, anzi è un fatto straordinario. Non è la norma, per fortuna. La Golf del 35enne è stata ritrovata dopo alcune ore a Noventa di Piave, non è stata utilizzata per commettere altri reati. Anche questo un elemento, senza considerare che la via di fuga dei raid ladreschi è solitamente quella opposta, verso il confine. Acquisite le immagini della videosorveglianza. Molto probabilmente sì, è conosciuta purtroppo anche per questo, per l'abbandono di minori, è successo in passato, fenomeni violenti, e purtroppo sappiamo quando c'è un grande passaggio di persone e verso il confine purtroppo ci siamo abituati e sembra che questa sia la normalità, invece non dovrebbe essere così. Allora, cronaca giudiziaria, 10 richieste di rinvio giudizio al processo per il crack di Veneto Banca. Andiamo in diretta a Treviso da Cristian Arboit e da Nicoletta Rizzetto. A te, Cristian. Direttore, buongiorno anche da parte di Nicoletta, a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. C'è quindi un'accelerazione in questo filone della maxi inchiesta su Veneto Banca. Parliamo della bancarotta fraudolenta, quindi del troncone per l'accusa di bancarotta fraudolenta. Ci sono, come hai detto te, confermo, 10 richieste di rinvio a giudizio, 2 le archiviazioni. Tra queste richieste di rinvio a giudizio ci sono anche quelle che riguardano Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato di Veneto Banca, e Flavio Trinca, che di Veneto Banca per diversi anni è stato il presidente. Queste le 2 posizioni principali. È un'accelerazione importante che arriva di fatto nei giorni in cui si celebra, tra virgolette, si celebrano i 10 anni delle indagini, 10 anni di indagini complesse e articolate. Vi faccio sentire però l'annuncio di questa svolta, perché è una svolta, l'annuncio del procuratore capo Marco Martani. È stato chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di 10 imputati per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata dal danno patrimoniale di rilevante entità in relazione al crack di Veneto Banca. Quindi le indagini sono concluse a tutti gli effetti e l'ufficio ha esercitato l'azione penale nei confronti di 10 degli amministratori. 2 degli amministratori che erano indagati, per 2 degli amministratori indagati si è invece ritenuto di chiedere l'archiviazione. Tra appunto le richieste di rinvio a giudizio, può confermarci, c'è anche Consoli? Sicuramente, sicuramente.
L'udienza preliminare non è stata ancora fissata, probabilmente serviranno più sedute. Come dicevamo, un'indagine molto complessa. Questo è il terzo troncone, riguarda per l'appunto la bancarotta fraudolenta. Il primo troncone per cui è ancora aperto il processo e siamo al terzo grado di giudizio presso la Cassazione, riguarda i reati di ostacolo alla vigilanza e come sapete per questo Consoli è già stato condannato. Il secondo troncone riguardava le truffe e la conseguente associazione a delinquere per truffa, accuse che sono cadute per intervenuta prescrizione, un fatto questo che aveva sollevato un'ondata di indignazione. Questo è il terzo troncone, con Marco Martani che ha assicurato questa sera, lo sentirete nel corso dei nostri telegiornali, che questa volta non c'è il rischio di prescrizione. Questo per due motivi: perché questa bancarotta fraudolenta è una bancarotta fraudolenta aggravata. Questo significa che la pena edittale non ha più un massimo di 10 anni ma di 15 anni. Questo allunga anche i tempi della prescrizione, quindi questo procedimento non andrà con ogni probabilità in prescrizione come è successo per la truffa. Altro dettaglio, non ci potranno essere costituzioni di parte civile da parte dei risparmiatori, come invece poteva esserci invece nei precedenti filoni. Si potrà costituire parte civile il liquidatore, che a sua volta potrà essere appunto destinatario di richieste specifiche da parte dei risparmiatori. Dicevo, non è un dettaglio questo per i tanti risparmiatori di Veneto Banca, e tanti sicuramente sono anche al nostro ascolto. Per il momento è tutto da Palazzo di Giustizia. Questa sera vi daremo tutti i dettagli di un procedimento, di un'inchiesta che fa ancora tanto discutere. Direttore, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie Cristian Arboit dal Tribunale di Treviso. A Castelfranco i carabinieri hanno arrestato un minorenne che aveva rubato un furgone per andare in discoteca. Adesso dovrà rispondere dell'accusa di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'8 febbraio del 2025 il giovane avrebbe sottratto un furgone Fiat Doblò appartenente ad un'azienda edile di Cittadella, parcheggiato nel piazzale della ditta, utilizzandolo per recarsi in un noto locale notturno di Castelfranco. Una volta giunto nei pressi del locale, il minore si è imbattuto in un posto di controllo predisposto dai carabinieri. Alla vista delle forze dell'ordine ha arrestato improvvisamente il mezzo e si è dato alla fuga a piedi. Dopo un inseguimento durato diversi minuti, i militari sono riusciti a bloccarlo. Su disposizione dell'autorità giudiziaria per i minorenni di Venezia, l'arrestato è stato condotto presso il centro di prima accoglienza di Treviso. L'arresto è stato convalidato con conseguente emissione della misura cautelare del collocamento in comunità. Avremo tra l'altro nella seconda parte di Focus alle 13 il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, e parleremo proprio di carceri minorili e dell'aumento del raddoppio del numero dei detenuti nel corso dell'ultimo anno. Ci sono stati spari nel parcheggio del supermercato Ali di Marghera intorno alle 19 di ieri sera, paura tra clienti e residenti, ferito un uomo ed è caccia all'aggressore. La pistola puntata contro il giovane straniero, quindi l'esplosione dei colpi dopo che lo stesso era stato colpito al volto anche dallo spray urticante. La paura e il terrore al supermercato Ali di Marghera mercoledì sera intorno alle 19 nel fuggi generale dei presenti, con la scoperta successivamente da parte dei carabinieri incaricati delle indagini, arrivati con 2 gazzelle sul posto, che la pistola ad aria compressa e i piombini sparati hanno ferito al braccio, ma non in modo grave, il giovane nordafricano.
La sparatoria dopo un'accesa lite nel parcheggio esterno del supermercato che ha scaturito il panico e il terrore di residenti e clienti che a quell'ora affollavano il market. È una cosa che un po' spaventa, anzi spaventa molto, perché è avvenuta all'interno di un parcheggio di un supermercato molto conosciuto e molto frequentato. Poche settimane fa, sempre a Marghera, un uomo trovato ferito e sanguinante dai carabinieri aveva raccontato agli stessi che qualcuno da un'auto gli aveva sparato con una pistola a piombini, tesi invece successivamente confutata dagli operatori sanitari che avevano ritenuto la lesione fosse compatibile con un punteruolo. Cominciano le preoccupazioni perché questi fatti cominciano a essere troppo vicini nel tempo e questo crea tantissima insicurezza da parte dei cittadini. Cittadini che chiedono di estendere in buona parte di Marghera e non soltanto nelle aree fino ad oggi preposte le zone rosse. Bisognerebbe, come dire, essere maggiormente presenti in tutta Marghera. Ecco, questa è anche la richiesta che viene da parte dei cittadini e spero che il prefetto e anche il questore vedano questa intervista. Ecco. Servizio di Anna Maria Parisi, protagonisti di tutti questi fatti di cronaca di cui vi abbiamo finora dato conto sono stranieri. Questo non è, diciamo, accanirsi sugli stranieri, è statistica, è statistica. C'è stata una telefonata dai toni minacciosi ieri dal centro commerciale Biscione di Conegliano e quindi l'ambulanza è arrivata per prestare il soccorso richiesto, ma scortata dalla polizia locale. Un intervento a Conegliano, alla stazione delle Corriere, sono le 17:40, la telefonata arriva al 118, una donna ubriaca è caduta, nulla di grave ma una ferita alla testa, ma ad allertare gli operatori del servizio emergenza è la telefonata, se non venite subito vi uccidiamo, e poi altre minacce, tanto che l'operatore è costretto ad allertare la polizia locale prima dell'arrivo dell'ambulanza. Ho sentito la responsabile quando mi ha spiegato che c'era questo gruppo di 4-5 persone che avevano ecceduto nel bere, poi c'è stata una colluttazione tra questi e altri, eccetera, e poi questi ragazzi hanno chiamato il 118 in toni molto aggressivi. L'ambulanza è arrivata ed ha prestato soccorso alla donna, ma il timore e la paura per gli operatori sanitari è ormai quotidiana. I nostri collaboratori sono bravissimi, infatti io domani quando torno in servizio chiamerò questi operatori per dare a loro la mia solidarietà e a dire a loro continuate a fare questo mestiere che è il più bello del mondo. Presto il direttore generale Benazzi andrà a parlare con il prefetto. Una soluzione deve essere trovata per permettere ai sanitari di poter svolgere il proprio lavoro senza il timore di poter essere aggrediti. Credo che noi della sanità, quindi come prevenzione, stavolta dobbiamo proprio metterci in gioco per evitare che succedano queste cose. Quindi adesso come U studieremo un progetto, poi lo proporremo a Sua Eccellenza il Prefetto, perché abbiamo bisogno delle forze dell'ordine, abbiamo bisogno di creare rete sempre più tra comuni, prefettura, forze dell'ordine, in modo tale da, come dire, non contenere, che è un brutto termine, ma fare in modo, ecco, che questi ragazzi capiscano che stanno facendo delle azioni che poi non sono azioni al di fuori di qualsiasi tipo di regola. Si potrebbe cercare di confluire la voglia di fare dei ragazzi in altri ambiti. I giovani sono, ecco, portati ad eccedere. Oggi c'è questa moda di eccedere in questo modo violento ed è sbagliata, ma io credo che noi abbiamo l'obbligo morale di recuperarli, perché secondo il mio punto di vista sono ancora recuperabili ad azioni non violente, ma ad azioni verso il prossimo. Il direttore generale Francesco Benazzi, sempre molto disponibile con la stampa e soprattutto sempre in prima linea quando si tratta di soccorrere le persone, come ai tempi del Covid era lì che lavorava insieme a medici ed infermieri. E la storia finita bene di un tredicenne che ha scagliato un sasso che ha colpito il parabrezza di un'auto in corsa. Sull'auto c'era un uomo con le 2 figlie, un grande spavento, nessun danno per fortuna, e poi il padre del ragazzino che ha telefonato alle vittime dicendo: è stato mio figlio e vi chiedo scusa.
ci tengono che sia proprio il bambino a venire a chiedermi scusa di persona. Chiaramente loro l'hanno già fatto come genitori, ma anche questa cosa significa un voler insegnare la responsabilità e le conseguenze anche di quello che si fa. Lei è pronto a perdonare? Assolutamente sì. Ripeto, questa telefonata mi ha lasciato spiazzato e senza parole. Nel tempo di 24 ore, quella che è stata una tragedia sfiorata è diventata una storia quasi a lieto fine. A farsi avanti con papà Diego Tiveron è stato un altro padre, quello del 13enne che martedì sera ha scagliato contro l'Audi dell'uomo un sasso mentre stava percorrendo la Castellana, mandando in frantumi parte del parabrezza. Sono da poco passate le 18, Tiveron è alla guida della sua auto, sui sedili posteriori le 2 figliolette di 3 e 7 anni, a bordo strada quello che sembra un ragazzino fermo in sella alla sua bici gialla. Poco prima di passargli accanto ho visto che ha allungato il braccio verso il centro della strada e ho sentito un forte botto sul cristallo anteriore. Sono riuscito ad accostare senza sbandare, mi sono fermato, ho visto la bici che scappava e quindi ho provato a fare inversione per correre dietro a questa persona, a questo ragazzo, almeno per capire la motivazione e fargli vedere cosa aveva combinato. Il giovane si dà alla fuga con il 37enne che lo segue passo passo con la macchina. Con il vetro aperto io continuavo a urlargli di fermarsi, che aveva fatto un disastro. Il ragazzino si ferma all'altezza di un negozio dove inizialmente interviene anche un secondo uomo. Quando gli è stato chiesto di chiamare i suoi genitori ha negato, insomma, ha preso ancora di più paura, allora io a quel punto ho detto: va bene, sai cosa c'è? Chiamiamo i carabinieri e poi vediamo. A quel punto lui ha preso la bici ed è scappato via. Tiveron lo lascia andare, la sua priorità è quella di tranquillizzare le figlie, ma una volta a casa condivide sui social quanto accaduto, dando un breve identikit del giovane. Tra solidarietà e sdegno, dopo poche ore si fanno avanti i genitori dell'autore del gesto, sono mortificati e presto quindi ci sarà un chiarimento. Per papà Diego tanto basta per tirare un sospiro di sollievo. Ci sono genitori che sanno educare. E quindi non sporgerà querela? Non sporgerò denuncia, c'era l'intenzione di andare a fare denuncia, ma ho deciso di non farlo. Servizio di Cristian Arboit, in regia Tony Esposito e Andrea Basso. Andiamo avanti con altra cronaca, un calvario durato 5 anni, quello di un operatore sociosanitario accusato di violenza sessuale ai danni di un ospite 90enne e assolto dopo che la Corte Costituzionale ha chiesto ai giudici della Corte d'Appello di riaprire il caso. Sentiamo Chiara Gaiani. Era stato condannato a 6 anni e 6 mesi per aver abusato sessualmente di un ospite di 90 anni del centro servizio anziani di Padova, dove all'epoca lavorava come operatore sociosanitario. Dopo 5 anni di calvario, Abdelkader Ben Messaoud, tunisino, è stato assolto dalla prima sezione penale della Corte d'Appello di Venezia. Condannato in primo grado nel 2021, la Corte d'Appello aveva confermato la sentenza nel 2023. Non si era mai arreso l'operatore sociosanitario, che aveva cambiato legale e deciso di ricorrere alla Corte di Cassazione. Proprio la Suprema Corte aveva nel 2024 annullato la sentenza d'appello dopo che i legali Federica Borrelli e Alessandro Baldina avevano dimostrato che la presunta vittima, nel frattempo mancata, soffriva di varie patologie gravi anche a livello cognitivo. Da qui il nuovo processo presso la Corte d'Appello e l'assoluzione. Il processo a carico dell'ex assessore comunale di Venezia Renato Boraso slitta anche per lui al 16 maggio il patteggiamento. Inchiesta palude con quelle che si pensava fossero ore decisive attorno all'ex assessore comunale alla mobilità Renato Boraso, con la richiesta di patteggiamento presentata dall'avvocato Umberto Pauro, rinviata invece al 16 maggio la decisione del giudice per le udienze preliminari Carlotta Franceschetti, chiamata a giudicare se i 3 anni e 10 mesi di reclusione
con la restituzione di 400.000 euro patteggiati dall'avvocato difensore Pauro con il pubblico ministero Federica Baccaglini e Roberto Terzo siano o meno congrui. Con Boraso sono 3 gli imprenditori i cui legali hanno raggiunto un accordo con la procura sulla pena e sulla quale dovrà esprimersi la GUP Franceschetti, 3 anni e 10 mesi. Sarà lei a decidere dunque se accogliere o meno le richieste o andare a processo, che era già stato fissato per il prossimo marzo. Non si è ancora deciso dunque per i patteggiamenti, bisogna attendere fino a maggio. Il GUP ha comunque accolto quanti si sono costituiti parte civile, tra i quali il Comune di Venezia, che ritiene di essere stato danneggiato, e così anche la Città Metropolitana di Venezia e la CGIL di Venezia. Servizio di Anna Maria Parisi, vediamo un titolo dal Mattino di Padova: Corriere SDA, costretto a dormire all'asilo notturno, lavoro ma gli affitti sono alti. Osien vive a Padova da 30 anni, è un padre separato e senza casa, ho un contratto a tempo indeterminato eppure non trovo una stanza. Tanti casi umani di questi tempi. Abbiamo raccontato la storia di un uomo che a San Biagio di Callalta vive in auto con i suoi 5 cani perché non riesce a trovare una casa in affitto. Adesso andiamo a Bassano del Grappa, dove il tribunale che non c'è, cioè la cittadella giudiziaria che è pronta da molti anni ed è costata un occhio della testa, per usare un eufemismo, viene utilizzata come aula scolastica. Vediamo. La campanella ancora non c'è, ma per gli alunni della Pascoli è scattata comunque l'ora della prima lezione all'interno del tribunale, che fino a giugno sarà la loro nuova scuola. Dopo giorni di trasloco, ecco le classi sistemate e pronte ad accogliere i 150 alunni costretti a traslocare dopo il crollo di parte del soffitto di un'aula. La perizia dei tecnici ha evidenziato che l'edificio della Pascoli presenta ampie zone a rischio di distacco che lo rendono inagibile. La soluzione in emergenza è stata quella di portare i bambini nella cittadella della giustizia, dove al momento, anziché le toghe, nelle aule trovano posto zainetti e cartelle. Stamattina erano tutti felici di conoscere la nuova scuola e li abbiamo accolti. Chiaro che gli spazi sono ancora un po' tutti da sistemare, ci sono dei piccoli accorgimenti, però comunque oggi hanno ufficialmente cominciato. C'erano 8 stanze che si sono prestate bene a essere le aule delle classi, e dopodiché ci sono tante stanzette, tanti corridoi larghi e tanti spazi per poter anche fare al meglio l'educazione montessoriana. Altro tema, quello del trasporto. Il nuovo tribunale è in pieno centro e per evitare intasamenti è stato organizzato il pedibus. Da domani partirà il pedibus organizzato da Piazzale Cadorna, che accompagnerà ogni giorno i bambini che hanno scelto di fare questa modalità nella nuova scuola. Fino a giugno andrà così, poi per settembre si vedrà, in base anche alle decisioni che saranno prese dal tavolo sulla situazione scolastica bassanese, che aprirà i lavori il prossimo 21 febbraio. Servizio di Monica Smidele, e vediamo la protesta dei genitori della scuola 25 aprile, degli alunni della scuola 25 aprile, perché si sospetta che sia stato servito ai bambini del pesce avariato. La platessa della discordia scuote il mondo delle scuole bassanesi. I referenti dei genitori di 14 istituti della città scrivono una dura lettera a proposito del pesce maleodorante servito nei giorni scorsi agli alunni della 25 aprile in via Rivana. La conferma sul fatto che il piatto fosse poco gradevole è arrivata anche da alcuni insegnanti, ma è la testimonianza di alcune alunne che fa da cassa di risonanza maggiore. Molto puzzava di mare, e soprattutto 2 maestre che ho sentito che dicevano che puzza, spero che tipo non la mangiano così, perché passavano in un corridoio. Voi l'avete mangiata? No, no, mi pare. Ma è successo già altre volte? No, mi sembra no. Una volta con la frittata, l'altra volta sì, ma non puzzava. No, no, puzzava molto. Sì, sì. Ma di solito non puzza? No, di solito no. È tutto buono? Beh, no. Buono è una grande parola. È tutto decentino, abbastanza accettabile. Quello che mi dà fastidio è che il fatto che la società, l'Euroristorazione in questo caso, era a conoscenza che il pesce puzzasse,
non fosse da proporre ai bambini, insomma. A mio avviso e anche all'avviso degli altri genitori c'è un rischio anche per la salute dei bambini, soprattutto, vabbè, ormai i nostri sono della primaria, sono già più grandini, però a me preoccupa il fatto dei bambini dell'infanzia, perché un pesce, se poi risulterà comunque andato a male, buono non era, perché l'odore evidentemente era già un campanello d'allarme, possono avere problemi a livello di fegato, a livello intestinale, che non trovo giusto far correre il rischio per la salute a questi bambini. In attesa dei risultati dell'analisi, che arriveranno tra qualche giorno, il Comune ha già fatto i primi passi. Noi abbiamo fatto subito intervenire chi di dovere, sono andati a fare i controlli al centro di cottura e, come anche richiesto dai genitori, ci siamo attivati per fare le analisi. Fortunatamente nessun bambino è stato male, quindi insomma speriamo solo sia appunto un caso isolato e una partita sfortunata. A quanto pare però le cose non stanno proprio così. Diciamo che c'erano già stati qualche altro caso negli anni precedenti, però così eclatante è il primo almeno che io ne sia a conoscenza. I genitori chiedono anche il rimborso del pasto non consumato martedì. Trovo inammissibile e inaccettabile una cosa del genere. Servizio di Mirko Cavallin. Il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, ha mandato una lettera durissima al comune di Torri di Cortesolo, contrario alla costituzione del Tribunale della Pedemontana. Sono arrivate altre reazioni dei sindaci del territorio. Sta sollevando un polverone nel territorio bassanese la lettera del comune di Torri di Quartesolo, che si scaglia contro il progetto di costituzione del Tribunale della Pedemontana. Gli adempimenti si eseguono da remoto ed è possibile depositare note scritte in sostituzione delle udienze, avevano scritto il sindaco Ghirigatto e il vice sindaco Trivella, entrambi avvocati, per avvalorare la tesi del no. Parole che hanno fatto saltare sulla sedia anche il sindaco di Valbrenta, pure lui avvocato, che risponde con una provocazione: se la giustizia è online possiamo chiudere anche il Tribunale di Vicenza. Se il tema è che più grande è, meglio funziona e ci sono magistrati più competenti, a questo punto possiamo chiudere Vicenza e portare tutto a Venezia. Avremo un tribunale grandissimo, con grandi competenze, visto insomma che sembra che le udienze vengano fatte telematicamente e solo per note scritte. A questo punto diciamo possiamo chiudere anche altri tribunali. Vorrei vedere rispetto a questo come potrebbe reagire diciamo il territorio vicentino. Già, chissà come reagirebbero di fronte all'ipotesi di chiusura del loro palazzo di giustizia. Il progetto di apertura del Tribunale della Pedemontana si basa su solidi ragionamenti portati avanti da ben 70 sindaci e mezzo milione di abitanti, ragionamenti e motivazioni sostenuti anche dai numeri. Parlo del territorio veneto, un territorio che ha un tribunale ogni 700.000 abitanti, l'Emilia ne ha uno ogni 500.000, se noi facciamo la media del nord Italia più o meno è uno ogni 500.000 abitanti, quindi il fatto che il Veneto ne chieda uno in più, arrivando ad avere un tribunale ogni 600.000 abitanti, mi sembra una domanda più che legittima. C'è un territorio che si è candidato e credo che sia giusto che gli altri territori pensino ai fatti loro. Il messaggio è chiaro, il progetto va avanti, il territorio della Pedemontana è deciso a non mollare. Sono interferenze sgradevoli perché, voglio dire, spesso arrivano da persone come me che svolgono diciamo, l'attività di avvocato, quindi non si sa mai qual è il confine tra l'interesse e la politica. Io credo che i ragionamenti che sono appena stati fatti, che sono fatti sui numeri, siano ragionamenti politici. Il resto, insomma, credo che siano ragionamenti di altro tipo e che non facciano, diciamo, far bella figura a chi si esprime contro altri territori. Domenica Vicenza blindata per la partita, il derby tra Vicenza e Padova, dalle zone rosse alle limitazioni alla viabilità, tutte le misure per garantire la massima sicurezza. Vediamo.
Città blindata per il derby Vicenza-Padova che si giocherà domenica alle 15 allo Stadio Menti. Misure di sicurezza pianificate e vigilanza a tappeto, specie nelle zone nevralgiche della città, in riferimento alle storiche rivalità tra tifoserie che in passato sono degenerate anche in scontri e momenti di tensione fuori dal campo. Istituite da un'ordinanza del prefetto le zone rosse in città in occasione dell'incontro, in zona Stazione, Campomarzo, alcune vie del centro storico, l'area di Parco Città, la zona limitrofa allo Stadio Menti. Un divieto che interesserà da spati e pregiudicati e permetterà anche alle forze dell'ordine una vigilanza capillare e mirata. Anche i bus navetta dei tifosi saranno scortati. La prefettura di fatto ha richiesto delle zone rosse, ma sono quelle più in prossimità dello stadio, la zona dei caselli autostradali e ovviamente quello della stazione, perché è da lì che arriva il tifo e quindi è lì che ci saranno i maggiori controlli. Tra le misure campeggiano quelle relative alle limitazioni della circolazione. A partire dalle 10 non sarà possibile parcheggiare nell'area parcheggio situata di fronte alla stazione dei treni di Vicenza, lungo Viale Venezia. Dalle 11 fino a cessate esigenze non sarà possibile parcheggiare nelle aree attorno allo stadio. Dalle 13 scatterà la chiusura di via Bassano e via Spalato. L'accesso alle due strade, oltre che a quelle che vengono sempre chiuse durante le partite allo stadio, sarà garantito a residenti ed esercenti. Infine, tra le misure, anche quella delle asfaltature e del montaggio delle reti per evitare il lancio di oggetti. È stata montata una rete di separazione tra la parte del tifo degli ospiti e i distinti per limitare o evitare il più possibile il lancio di oggetti, e nella mattinata è stato asfaltato un'area di parcheggio che andava sgretolandosi e dove tifoserie malintenzionate potevano trovare dei sassi da lanciare. Quindi prefettura e questura hanno veramente lavorato in ottima sinergia con il comune di Vicenza per far sì che l'evento avvenga nel clima più disteso e sereno possibile. L'auspicio è che si possa vivere la partita come una festa sportiva. È una partita di campionato, è una partita di vertice. Da tifoso del Vicenza Calcio ci aspettiamo un ottimo risultato e che si possa vivere tutto in ambiente di serenità. Botta e risposta a distanza tra l'amministratore unico di Dolomiti Ambiente e l'assessore regionale Giampaolo Bottacin. Al centro della disputa l'esito della gara per lo smaltimento dell'umido. Tiziana Bolognani. Scontro al calor bianco dopo la gara per lo smaltimento dell'umido. Da una parte Dolomiti Ambiente, dall'altra l'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottacin, che ieri sera, a commento dell'esito della gara giudicata a valori decisamente inferiori rispetto al passato e più allineati a quelli di mercato, aveva esposto le sue perplessità sul futuro della società, visto che le tariffe applicate fino ad ora erano di gran lunga più alte. Gli ha risposto l'amministratore unico di Dolomiti Ambiente, Angelo Smaniotto, che in una nota precisa ai detrattori come i costi di smaltimento siano arrivati a 130 euro a tonnellata a causa dei guasti all'impianto del Maserotto, che ha costretto il conferimento dell'umido altrove, con una incidenza residuale sulla tariffa pagata dai cittadini. Quanto al bilancio, annota Smaniotto, le proiezioni dell'ultima semestrale 2024 ci danno un risultato di utile pari a 200.000 euro. La replica dell'assessore regionale all'ambiente non si è fatta attendere. Spieghi Dolomiti Ambiente come mai le tariffe erano alte anche prima dell'evento incidentale, afferma Bottacin, secondo cui è legittimo oggi porsi la domanda relativa alla sostenibilità del bilancio, a meno che non si voglia compensare questa importante riduzione con entrate di altro tipo, e allora si esponga la situazione in un piano industriale, se esiste, dice Bottacin, che conclude: allo stato attuale, anche in occasione della mia visita all'impianto, non mi è stato spiegato né tantomeno esposto. Il canile San Francesco di Presina di Piazzola sul Brenta guarda al futuro. L'8 marzo per la festa della donna, porte aperte per la passeggiata dell'amore. Questo è Dado, un Amstaff di 6 anni recuperato qualche anno fa dai volontari della Lega del Cane davanti al cimitero di San Giorgio in Bosco. Semiparalizzato, è stato dotato di un apposito carrellino, ma non è in grado di fare nemmeno la pipì da solo. È stato perciò affidato a un'apposita struttura che ha dei costi, e così il canile San Francesco di Presina lancia una raccolta fondi per Dado, a cui non manca, come vedete, la voglia di correre, giocare e vivere. Dado è un cane più disgraziato degli altri, dalla cintola in giù paralizzato, l'abbiamo recuperato da una carovana, da una comunità. Anche questa è un'attenzione verso un essere vivente che ha la carrozzina, corre e salta e chiede solo di vivere.
Dado è solo l'ultimo esempio dell'attività del canile di Presina, che in 20 anni ha accolto 6.000 cani, dandone in adozione il 90%. Ed è un trend che continua, se è vero come è vero che l'anno scorso abbiamo accolto 160 cani per darne in adozione 160. Ora tutto è pronto per la giornata dell'amore. Gli amanti dei cani potranno dare l'8 marzo, festa della donna, al canile e prendere, per così dire, in prestito un ospite a 4 zampe per una romantica passeggiata. Perché alla donna dobbiamo un grazie particolare. Abbiamo 40 volontari, 30 di essi sono donne, cioè il femminile prevale nell'attenzione verso gli animali. Poi abbiamo 10 persone che stanno facendo la pena alternativa al carcere. In questo ultimo periodo c'è un problema nuovo, causato da chi non capisce che un cane non è un oggetto. Dotare cani di grossa taglia, salvo verificare di non essere in grado di gestirli, e farli diventare addirittura mordaci. Quando arrivano da noi diventano un problema. Abbiamo dovuto assumere un educatore cinofilo. Dove c'è sofferenza, se c'è la possibilità, si interviene. Nel caso specifico poi gli animali ti ricambiano, ti ringraziano con gli interessi. È proprio vero. Non tutti sanno che premi e riconoscimenti, molti dei premi e dei riconoscimenti del Festival di Sanremo arrivano da Venezia. A realizzarli è un artigiano veneziano, Cristiano Moschini, che adesso ci svela qualche retroscena sui premi che comunque sono arrivati a Sanremo in attesa di essere consegnati domani nella serata finale. Cosa hanno in comune il Festival di Sanremo di Carlo Conti con quello di Amadeus? Sicuramente i premi, sempre realizzati a Venezia tra Cagli e Campielli, come avviene da oltre mezzo secolo, grazie all'artigiano Cristiano Moschini, titolare della ditta Santi di Venezia, grande amante della montagna, a cui, anche professionalmente, piace raggiungere vette molto importanti. Cristiano prosegue una lunga tradizione di famiglia e racconta. Le tipologie dei premi, diciamo, per i campioni e per le nuove proposte sono sempre quelle del trofeo artistico, diciamo così. Ci sono altri premi presenti durante la serata che vengono assegnati agli autori, ai compositori, piuttosto che agli ospiti d'onore, quelli che vengono insigniti del premio alla carriera. Iniziò tutto da mio nonno che procacciava lavoro, prendeva contatti e esportava il nostro saper fare, diciamo così, e da quella volta cominciammo a produrre questo leone per il Festival di Sanremo. Dal cinema alla musica, visto che Moschini è colui che produce anche i Leoni d'Oro e d'Argento per la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e per tutte le sezioni della Biennale di Venezia, ma questo trofeo di Sanremo ha una caratteristica unica, mai uguale a se stesso. La lavorazione di questo trofeo è decisamente molto molto particolare, perché non si tratta di una semplice fusione. In effetti c'è solo il leoncino che è un pezzo di fusione, mentre tutto il resto del trofeo è finemente cesellato a mano, per cui si tratta di un lavoro artistico, si tratta di un lavoro manuale che permette al trofeo di rimanere se stesso, ma di non essere mai uguale uno rispetto all'altro. Allora diamo prima della pubblicità un servizio sul musical del nostro amico Red Canzian che verrà portato in Piazza San Marco a Venezia sabato 5 luglio, un luogo unico per una serata che si preannuncia magica. Lo spettacolo è appena stato in Cina con 30.000 spettatori in 13 repliche. Un anno dopo i 2 concerti memorabili con i suoi amici Pooh nel tour Amici per sempre, Red Canzian sabato 5 luglio tornerà nuovamente in Piazza San Marco a Venezia per portare, nel luogo simbolo del racconto stesso di Giacomo Casanova, il suo musical Casanova Opera Pop, da lui scritto, prodotto e musicato. È questo solo il primo degli appuntamenti in Piazza San Marco annunciati dal sindaco Luigi Brugnaro dell'amministrazione comunale per l'estate 2025. La felicità di Red Canzian ai nostri microfoni, che l'artista ha raccontato poco prima di partire per Sanremo per il Festival della canzone italiana. Il 5 luglio il mio Casanova Opera Pop sarà rappresentato in Piazza San Marco a Venezia, praticamente la scena nella scena, là dove è nata la storia, dove è nato Giacomo Casanova, ed è una soddisfazione
incredibile quella che stiamo provando tutti, io e la mia famiglia, che abbiamo investito passione, amore e cuore per portare avanti questo lavoro. Siamo appena tornati dalla Cina, dove ha avuto un successo incredibile. 13 repliche in Cina, 30.000 spettatori nel periodo natalizio, uno spettacolo che è diventato anche un film presentato in anteprima nel 2023 all'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Ora un altro traguardo unico. Ritornare in Italia e ritornare a Venezia, ma quale Venezia? Nel salotto buono di Piazza San Marco, insomma è una soddisfazione incredibile. Il 5 luglio avverrà una cosa unica e credo irripetibile. Vi aspettiamo. Allora andiamo in pubblicità, 1 minuto e mezzo, e state con noi perché avremo qui tra pochissimo il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. A tra poco, state con noi. Nuovo in diretta con Focus TG, saluto e ringrazio molto il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Buongiorno. Buongiorno e grazie a voi e grazie anche a chi ci ascolta e ci guarda da casa. Parliamo di un tema davvero molto importante che è quello della violenza giovanile e poi ovviamente dei carceri minorili. Pensate che in un anno il numero dei detenuti nei carceri minorili è raddoppiato praticamente, no? Sì, è così. Noi abbiamo un tema che è quello della violenza o della devianza giovanile ed è un tema che purtroppo è in esplosione non solo nel nostro paese ma ancora di più nella nostra Europa. Ci sono paesi del nord Europa dove questi fenomeni della devianza giovanile sono stati registrati molti anni prima e in questi ultimi mesi sono in grandissima esplosione, ma devo dire che l'allarme c'è anche qui nel nostro paese, dove però grazie alle manovre di questo governo e agli interventi di questo governo si è potuto fare qualcosa e fare ovviamente un impianto normativo che dà delle risposte. Perché dico questo? Perché guardiamo i numeri. Noi quando siamo arrivati a fine 2022 i detenuti minori erano 380 detenuti minori. Noi oggi al 11 febbraio 2025 siamo a 610 detenuti. Questo significa che cosa? Che le sanzioni che sono state previste dal noto intervento che abbiamo fatto nel 2023 hanno dato un esito positivo sotto un certo profilo. Però il tema qual è? È quello che noi dobbiamo cercare di fare un'analisi più approfondita e l'analisi più approfondita è rivolta ovviamente al tema delle famiglie. Le leggi ci sono, le famiglie mancano. Questo è uno dei veri e grossi problemi che registriamo, perché altrimenti se lasciamo tutto in capo alla giustizia ci ritroveremo sicuramente con numeri in avanzata, in aumento continuo, con la necessità ovviamente di avere posti, e su quello ovviamente stiamo lavorando, ma con un'assenza di programmazione su una fase preventiva. E la fase preventiva deve coinvolgere la famiglia prima di tutto, le istituzioni, soprattutto quelle locali, perché ovviamente mancano gli spazi, perché ovviamente manca il luogo adatto di aggregazione e soprattutto sul tema dell'educazione dei nostri figli, che va ovviamente prima di tutto guardata all'interno del nucleo essenziale che è la famiglia. Quello che abbiamo fatto come Ministero, cercando di dare anche una risposta, e quella risposta la vediamo ovviamente nei prossimi mesi, è ovviamente cercare anche di fare investimenti. E tra gli investimenti principali noi abbiamo ovviamente in programma 3 nuovi istituti, Rovigo, Lecce e L'Aquila. Parliamo di Rovigo, per noi strategico, perché ovviamente consentirà di liberare e di chiudere in maniera definitiva il famoso IPM di Treviso.
Conosciamo quella situazione che è stata anche raccontata da molti anche suoi colleghi come una situazione di disagio. Quel carcere sarà progressivamente diminuito in termini di numeri e si vedrà quindi la possibilità di avere un carcere modello che è quello di Rovigo. E poi ancora, per terminare questa fase di investimenti, stiamo anche con la Regione Veneto facendo una programmazione per aprire delle comunità socio-rieducative che sono fondamentali. Perché? Perché abbiamo visto purtroppo che molti di questi ragazzi hanno devianze reali che vanno ovviamente curate. Molto dipende anche ovviamente dalla tipologia di popolazione detenuta. Abbiamo stranieri, minori stranieri non accompagnati, stranieri di seconda generazione e poi italiani. Ecco, noi diamo spesso notizie in cui c'è un'alta percentuale di stranieri o di ragazzi italiani però di seconda generazione, quindi di famiglie migrate, quindi diciamo che ciascuno fa la sua parte, non sono soltanto... No. Abbiamo circa una metà, diciamo, di detenuti italiani e comunque una grande fetta di stranieri minori non accompagnati. E anche questo fenomeno, direttore, va governato con un minimo di oggettività e di pragmatismo. Noi certamente siamo disponibili ad accogliere ragazzi, quindi stiamo parlando sempre di minori, che nell'arrivo sono peraltro messi a carico degli enti locali con ovviamente un notevole sforzo economico e quindi inseriti all'interno della nostra società. Ma non possiamo però ragionare senza le strutture adeguate. L'ente locale deve fare di tutto per cercare di ovviamente avere un contorno ideale per permettere a questi ragazzi di poter essere inseriti, soprattutto quelli che non hanno un legame con il territorio. Ma altrettanto la norma attuale che noi abbiamo a livello di paese va rimodellata, va rimodificata. Perché? Perché abbiamo visto troppi episodi, soprattutto ragazzi egiziani, che vengono nel nostro paese pur avendo una famiglia di origine nel loro paese, e questo è un modello che cerca ovviamente di superare la norma. Noi non possiamo fare i rimpatri con la norma attuale, ma credo che invece questo tema di discussione vada affrontato con massima oggettività. Un ragazzo che viene qui da noi, così come un adulto, può rimanere qui se è disponibile ad integrarsi e non sicuramente se è invece intenzionato a effettuare comportamenti delittuosi. Ecco, sottosegretario, poi si parla spesso del sovraffollamento delle carceri e si propone, credo anche dallo stesso governo, di procedere con l'edilizia carceraria. Ci sono prospettive in questo senso? Assolutamente sì, come le dicevo, per quanto riguarda gli IPM, quindi sono le strutture dedicate ai minori, abbiamo Rovigo, Lecce e L'Aquila che saranno in questi prossimi mesi, entro l'estate, restituiti al comparto minorile. Lei pensi che i governi precedenti, soprattutto quelli di sinistra, avevano abbandonato, avevano dismesso due istituti, non prevedendo, non leggendo i dati e quindi lasciandoci sostanzialmente con questo problema legato al sovraffollamento. Ma la vera questione non è tanto quella di investire nelle nuove strutture detentive. Il futuro è investire ovviamente anche riuscendo ad anticipare quella problematica che sta emergendo a livello europeo. Guardiamo gli altri paesi, noi siamo in grado di affrontare questi temi sapendo prima di tutti che il vero nucleo sul quale dobbiamo andare ad investire è la famiglia. Quindi le leggi già ci sono, investiamo sulle famiglie. Le famiglie che sono quelli deputati a dover garantire l'educazione dei ragazzi, i quali ovviamente non possono vedere la strada come il luogo di aggregazione, ma devono trovare nella scuola
che già sta cambiando molto in positivo, e nei luoghi di segregazione sana ovviamente le comfort zone dove poter crescere rispettando regole e ovviamente avendo rispetto degli altri. Sottolineo peraltro che i nostri ragazzi, nella maggioranza dei casi, sono ragazzi ovviamente che studiano, che si impegnano, che rispettano e che crescono assieme a noi. Tuttavia questo fenomeno va analizzato anche nelle nostre piccole città o grandi città del Veneto. Gli episodi di baby gang o di bullismo accadono, vengono raccontate, secondo me fate bene a raccontarlo, ma sappiate appunto che noi come governo, tra gli unici governi in Europa, abbiamo voluto affrontare questo fenomeno dando delle risposte. Ad esempio, DASPO urbano anche per i ragazzi di 14 anni. L'avviso orale, che prima non c'era, l'abbiamo esteso ai 14 anni. Abbiamo dato la possibilità alla magistratura e quindi alle forze dell'ordine di intervenire anche con le misure cautelari, abbassando il limite. Una volta c'era un limite entro il quale tu non potevi agire con una misura di custodia cautelare. E questo dato invece noi l'abbiamo abbassato, consentendo quindi anche di fare questo. Ovviamente è la magistratura che decide se quel determinato ragazzo deve andare all'interno di un istituto minorile. E poi ancora l'ammonimento. Dell'ammonimento si parla poco, ma le forze dell'ordine e i questori lo conoscono. È un utile strumento che può intervenire in fase preventiva. Che cosa accade? Il ragazzo combina il determinato episodio delittuoso, bene, non può essere punito perché ha 12 anni o ha 13 anni, in questo caso può essere chiamato davanti all'autorità, quindi il questore e poi il prefetto, gli si dà l'ammonimento e soprattutto però gli si può dare la sanzione amministrativa ai genitori, i quali saranno chiamati ovviamente a dare un contributo, a sorvegliare quel ragazzo che ha compiuto quel determinato fatto. Questo ovviamente ha più un carattere di preventivo e consente alle nostre forze dell'ordine e ai nostri questori di fare anche un monitoraggio dell'area che viene colpita da quei determinati accadimenti. Ecco, queste azioni che abbiamo voluto inserire nel nostro Paese sono azioni che per la prima volta vedono la luce, così come la messa alla prova anticipata. Tu combini un determinato guaio, io ti consento di partecipare a recuperare quel danno, a risistemare quel danno, a ripristinare quel danno e se lo fai con un percorso idoneo e sistemi quindi il tuo danno nei confronti della persona offesa soprattutto, allora lì io ti evito di fare il processo, altrimenti ti fai il processo e ti fai pure anche poi la sanzione. In questa dinamica noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare da un punto di vista delle norme. Certamente io credo che si debba fare ancora molto con anche le amministrazioni locali per garantire che i ragazzi siano in grado di fare ciò che devono fare, cioè crescere. Ecco, molto interessante, sottosegretario, soprattutto la parte della responsabilità che hanno i genitori che vengono chiamati così anche a pagare per i danni dei loro figli. Spesso si sente dire che questi ragazzi sono lasciati andare, che dovrebbero invece, nei casi in cui vengono trovati colti in flagrante o che abbiano commesso dei reati, poi dover pagare anche con lavori socialmente utili, no? Tanti sindaci qui dicono ma noi molto spesso gli facciamo raccogliere l'immondizia, li mandiamo magari nelle case di cura a dare una mano. C'è anche questo? C'è anche questo che è appunto la misura della messa alla prova anticipata che consente di fare questo percorso di, chiamiamolo, di recupero, di restituzione del danno che è causato. E queste formule funzionano ovviamente con la collaborazione delle famiglie. Se non hai la famiglia ovviamente diventa difficile, se non hai l'associazione che magari ti aiuta a fare questo e quindi l'ente locale che predispone questi piani diventa difficile. Così come ad esempio sarebbe utile aiutare le associazioni sportive.
Ci sono comuni ad esempio che aiutano le associazioni sportive e che ovviamente consentono loro di fare quello che una volta veniva fatto all'interno del patronato. Se questi centri di aggregazione funzionano con anche persone che svolgono la figura di educatori, diventa anche tutto più semplice, più facile affrontare questi temi e cercare ovviamente che questi temi non diventino più un problema, ma invece costituiscano un bagaglio culturale. Noi in Veneto abbiamo una grandissima tradizione, no, di patronati, che per carità magari oggi non funzionano più come una volta, ma possono invece ancora oggi costituire un bagaglio di informazioni utili. Cerchiamo peraltro però anche di essere disponibili a parlare con i nostri ragazzi in un linguaggio ovviamente idoneo per fare in modo di far capire loro che la strada sicuramente della vita è difficile, ma il rispetto delle regole è una conquista, non è una punizione, e il rispetto verso gli altri lo stesso. Quindi questi due temi fondamentali che ci hanno insegnato i nostri nonni, noi dobbiamo essere in grado di fare capire loro che sono quelli che li faranno diventare uomini un domani, capaci ovviamente di affrontare le difficoltà che ci sono, che ci saranno, ma sono quelle forme essenziali di vita che noi dobbiamo cercare di trasmettere. Di sicuro non accetteremo una deriva delle nostre comunità che vedono appunto la baby gang come il futuro. Le baby gang non sono il futuro. La trasgressione non è il futuro, quello fa parte di una cosa che noi vogliamo combattere. Guardiamo invece al futuro con ovviamente ottimismo. Sottosegretario, andiamo un attimo un minuto in pubblicità e poi torniamo, state con noi perché parliamo della questione del Tribunale della Pedemontana. Tra poco, state con noi. Di nuovo in diretta con il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Dicevo, il Tribunale della Pedemontana, se ne continua a parlare, davvero tutti i bassanesi in particolare, ma tutta l'area della Pedemontana da anni spera che la cittadella giudiziaria, che è già pronta, diventi anche funzionante. Ci sono comunque delle resistenze. Oggi abbiamo dato la notizia del sindaco Finco che polemizzava con il comune di Torri Quartesolo, che è contrario alla costituzione di questo tribunale. Sottosegretario, diciamo, a che punto siamo? Sono problemi che si potranno superare? Guardi, come in tutte le grandi opere c'è chi è a favore e qualcuno che ovviamente è contrario. Ci sono situazioni che abbiamo vissuto anche nel nostro recente passato che hanno visto contrapporre ovviamente le varie posizioni. Io però cerco di rappresentare quella che può essere una grande e importante iniziativa, non solo e non tanto per Bassano del Grappa, ma questa è un'iniziativa, è una cosa importante per il Veneto, per i cittadini di questo territorio e per le imprese che vogliono continuare a lavorare qui. La giustizia non è una parte estranea rispetto a tutto quello che diciamo così, che concerne l'apparato democratico e di crescita del nostro paese. La giustizia è uno dei pilastri centrali, anche economici, perché ad esempio ci sono imprese che decidono di andarsene da qui o di non investire qui, e tutto questo tema della discussione sul fatto rimango o non rimango perché magari c'è un servizio di giustizia che non funziona o è lento, è troppo lento e non dà risposte, questo pesa 2 punti di PIL del nostro paese ed è un'enormità. Noi non possiamo permetterci di avere un disservizio. Allora, come Ministero abbiamo investito per la prima volta su nuovi concorsi di magistrati. Noi ne avremo finalmente entro l'arco del fine 2025, metà 2026 avremo un numero di magistrati che riuscirà a coprire la pianta organica mai successo nella storia di questo Paese. Abbiamo
Ovviamente l'intenzione ha già assunto numeri di persone che ovviamente fanno parte della squadra di lavoro, quindi dei cancellieri, funzionari e quant'altro. I famosi addetti all'ufficio per il processo sono persone che abbiamo assunto invece con il PNRR a tempo determinato, ma che vogliamo assumere dopo a metà 2026, quindi data finale insomma, del PNRR, e ci consentirà di fare delle assunzioni invece a tempo indeterminato proprio dedicate a quelle persone che già oggi lavorano nel nostro territorio. Ma in più siamo stati come Regione Veneto, e con questa collaborazione che abbiamo direttamente con loro, e quindi grazie anche il Presidente Luca Zaia, siamo stati precursori di una vera e propria politica di autonomia del nostro territorio. L'autonomia in questo caso l'abbiamo fatta grazie e soprattutto a questa collaborazione Regione Veneto, Ministero della Giustizia. Abbiamo usato le graduatorie regionali, quindi sono persone che hanno partecipato a concorsi regionali che qui abitano, e grazie a quelle graduatorie abbiamo assunto quasi 100 persone con la predisposizione quindi adesso di proporre nuove assunzioni in grado di coprire tutti quei gap che una volta c'erano, perché purtroppo i concorsi nazionali non funzionano, perché c'è chi partecipa e poi magari decide di andare in altre sedi, e magari a Venezia non ci vengono non perché non sia bella, ma perché magari è costosa o perché magari non si vogliono trasferire qui. Ecco che allora in questo caso l'autonomia, il tema dell'autonomia, noi la stiamo realizzando davvero grazie ovviamente a queste forme di collaborazione e di convenzioni, e questa cosa va ovviamente sottolineata e apprezzata. In più, quello quindi che noi vogliamo fare è investire su una giustizia che sia presente sul territorio. Bassano del Grappa, o meglio il futuro Tribunale della Pedemontana, è un'opportunità per tutti. L'abbiamo registrato nei vari appuntamenti che abbiamo fatto ancora circa un anno fa. Le associazioni di categoria lo vogliono, lo chiedono. I sindaci lo chiedono, e i presidenti di provincia lo chiedono. La Regione Veneto è sempre stata in prima linea in battaglia. Questa cosa, a nostro avviso, serve per una crescita e lo sviluppo del nostro territorio, e quindi se qualcuno dice di no, beh, insomma, ci può stare, però francamente io appartengo a una categoria di persone che vogliono un futuro e vedono un futuro più roseo e dal nostro punto di vista anche migliore. Ecco, sottosegretario, un'ultima cosa, c'è la levata di scudi di molti ordini degli avvocati e la paura a Vicenza che in pratica con un tribunale della Pedemontana si resti senza personale, senza risorse all'interno, cioè nella giurisdizione vicentina. Lei però diceva è previsto un aumento dei certo, non è questo un tema, non è questo un problema, perché ovviamente nella ridefinizione anche della geografia sarà tenuto conto anche di questo. Come le ho detto, abbiamo investito sui magistrati, ma non solo, e quindi tutto questo tema relativo alla sottolineatura in negativo ovviamente di questa problematica non c'è e non ci sarà e non ci deve essere, perché noi vogliamo investire su questo tema e su questo territorio cercando di dare risposte adeguate. Credo che anche questo mondo che oggi ci è contrario domani troverà una soddisfazione, e ovviamente noi contiamo di fare tutto questo in tempi brevi. È stato annunciato proprio in Senato a una interrogazione a cui ha risposto il mio collega, il sottosegretario Del Mastro. Siamo in sintonia su questo con Fratelli d'Italia, con la Lega che ha presentato per prima anche un testo di legge su questo anche in questa legislatura. Vogliamo fare sintesi con tutti. Sappiamo benissimo che abbiamo anche una stragrande maggioranza anche di una parte dell'opposizione che è favorevole, quindi cerchiamo di unire le forze e di smetterla con polemiche pretestuose. Grazie molte al sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, grazie sottosegretario, buon lavoro
A presto e grazie ai nostri registi Tony Esposito e Andrea Basso. Ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus. Buona giornata, arrivederci.